Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG e ritorniamo a parlare di eventi e di appuntamenti in Friuli Venezia Giulia tra sport e cultura. Partiamo subito dal mondo dello sport, siamo a Trieste dove proprio in questa domenica 15 settembre dalle 10 alle 18 arriva Vola in alto con lo sport, seconda edizione dell'evento multisportivo dedicato ai giovani dai 5 anni in su per provare, giocare e conoscere una grande varietà di discipline sportive con la partecipazione di 17 ASD coinvolte, organizzato anche da Trieste Atletica PS. Ne andiamo a parlare insieme al coordinatore del progetto Vola in alto con lo sport Matteo Tonutti e il vicepresidente di Trieste Atletica Roberto Furlanic. Una ventina di associazioni del territorio porteranno la propria esperienza per i ragazzi di Trieste e dei comuni limitrofi. Vola alto con lo sport è un progetto che è finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e gestito dal CONI e ha l'obiettivo di rianimare le piazze dei paesi, delle città tramite l'attività sportiva, e questa sarà una delle occasioni, diciamo, più belle per giocare, divertirsi, come dicevo prima, in una delle piazze più belle d'Italia. Chi potrà partecipare? Tutti i bambini dai 5 ai 14 anni, saranno suddivisi per varie discipline, potranno partecipare tramite un'iscrizione online che si può trovare sul sito di Trieste Atletica. Sicuramente questa è un'occasione per collaborare con tutte le società di tutti gli sport, sia maggiori che minori, e dare la possibilità a questi ragazzi di Trieste, come ha detto l'amico Matteo, dai 5 anni in su, sia normodotati che con qualche disabilità, di poter provare i vari sport, dal baseball alle arti marziali, al calcio ovviamente, ai vari sport individuali come l'atletica e quant'altro. Ce ne sono tantissimi, quindi vi invito ad andare a scoprire anche sul sito Vola Alto con lo Sport il programma completo e a iscrivere i più piccoli. Noi dallo sport passiamo al mare, dal mare al mare, e Kafka ha presentato il bilancio di sostenibilità 2023 insieme a un'opera artistica molto interessante. Ne parliamo insieme al presidente Salvatore Benigno e Elisabetta Milan, artista storica dell'arte e restauratrice. Quest'opera si ispira alla filosofia del filosofo greco Eraclito e parla di Pantarei, di tutto scorre. Da questa parte rappresenta il mondo visibile del sistema fognario, del depuratore. Qui abbiamo tutta un'amalgama materica in cui trovano posto molte microplastiche ed elementi che spesso gettiamo erroneamente nelle nostre case, nei WC e nei chiusini. L'acqua viene pian piano depurata fino a raggiungere questa cromia molto bella, questo azzurro molto intenso. Da questo giunto universale passa direttamente al mare. Il tema di quest'anno, il collegamento con il mare, quale risorsa da preservare, il mondo della depurazione che va ad essere cambiato, quindi le famose fabbriche verdi per il futuro, quindi in un'ottica di cambiamento continuo, rigenerazione del territorio, ambiente sostenibile e centralità delle persone. Questi siamo noi, questi sono il nostro futuro con cui cercheremo di svolgere sempre meglio il nostro servizio. E per seguire i progetti di Kafka vi lascio anche al sito e alle pagine social. Noi chiudiamo ancora nello sport. Monfalcone, città dello sport, quasi 10 milioni di euro investiti dal 2017 per la riqualificazione di aree e impianti sportivi. Ci racconta di più Anna Cisinte, già sindaco di Monfalcone, neo eurodeputata parlamentare. E siamo riusciti a dar veramente valore a impianti che avevano dei problemi. Abbiamo costruito una importantissima gradinata per il più importante campo di calcio che abbiamo, ma sotto siamo riusciti anche ad aprire a locali dove di pomeriggio si può stare assieme con i bambini, fare dopo scuola. Siamo riusciti a far giocare una squadra di basket in Serie B, ampliando negli spogliatoi, creando una gradinata, creando le condizioni, ma questo vale per tutti gli sport e tutti gli impianti che noi abbiamo a Monfalcone. Quindi 10 milioni perché ovviamente i, tra virgolette, denari che servono a investire sono sempre limitati, ma soprattutto perché vengono tarati sulla base dei fabbisogni. E il primo successivo dovrà essere comunque quello della piscina. Sono circa 4 milioni di interventi che dovranno essere fatti, li faremo probabilmente con un project financing che però peserà sul bilancio comunale. Dovremo fare una manutenzione importante dell'erba, ad esempio, del Kosulic, perché c'è bisogno nel campo di sfogo. Noi allo sport, a tutti gli sport ci teniamo. La prima cosa che fai è destinare le risorse a mantenere e a migliorare gli impianti che ci sono.
E con questa notizia noi chiudiamo anche il nostro appuntamento con Info FVG. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sui prossimi appuntamenti sul territorio. Vi aspettiamo anche a Friuli Doc per continuare questa 30ª edizione e veniteci a trovare nel nostro stand in piazzetta del Lionello fino a domenica 15 settembre per festeggiare la festa più grande dell'enogastronomia del Friuli. Vi aspettiamo.